Ben ritrovati dalla redazione, intervento della polizia per presunta aggressione da parte di 3 persone all'apparenza straniere che si sarebbero accanite contro un solo uomo. È successo intorno alle 4 del mattino di ieri in viale 20 settembre a Trieste. L'uomo ha chiamato la polizia di Stato, è intervenuta sul posto con una volante e ha dichiarato di conoscere uno dei soggetti che lo avrebbero aggredito. I 3 tuttavia si sono dileguati prima dell'arrivo degli agenti, non si registrano feriti né interventi del 118. Fino a 7 km di coda verso la barriera dell'Isert, ma grandi disagi anche lungo la strada costiera in direzione Sistiana a Trieste. Il quadro del controesodo del penultimo fine settimana di agosto è da dimenticare. Migliaia di transiti di autovetture rientranti dalle vacanze sulle spiagge croate si sono riversati sulle strade della provincia di Trieste fino al tardo pomeriggio di ieri. Autostrade Alto Adriatico aveva messo in guardia gli automobilisti annunciando un fine settimana da bollino nero. A tutto ciò si somma anche la difficile situazione prodotta dalla chiusura dell'autostrada slovena H4 che di fatto riversa il traffico in direzione dell'Italia sul confine di Fernetti nel comune di Monrupino. Nella notte un incendio è divampato all'interno di una comunità per minori stranieri non accompagnati situata lungo la provinciale 69 in località Zuino Nord a Tor Viscosa. Le fiamme sono partite da una stanza al piano terra interessando alcuni arredi. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Cervignano ha permesso di contenere il rogo, ma l'edificio ha riportato gravi danni. Oltre alle pareti annerite dal fumo sono stati compromessi gli impianti elettrici e reso necessario l'utilizzo massiccio di estintori che ha reso la struttura inagibile. Non si registrano feriti né intossicati. Un'opportunità importante per migliorare le condizioni abitative dei cittadini del Friuli Venezia Giulia. La Regione interviene con una misura che supporta la ristrutturazione degli immobili privati assegnando contributi fino a metà della spesa ammissibile secondo una procedura chiara e semplificata al massimo. Così l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante ricorda che da domani possono essere presentate le domande di contributo per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per la realizzazione di unità immobiliari con categoria 1 a 7 o a 11 situati nel territorio regionale. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata su pianura e costa, cielo in prevalenza poco nuvoloso con bolla moderata sulla fascia orientale, sulla zona montana cielo variabile con possibilità di qualche breve e debole pioggia pomeridiana, specie su Alpi e Prealpi Carniche nelle zone al confine con il Veneto. Temperature massime in pianura fra 26 e 28 e sulla costa fra 24 e 26 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FEBUG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.